Bentornati al Salotto delle Storie. Finora abbiamo parlato di avventure, libri, film, cultura, ma vi siete mai chiesti che cosa ci sia realmente dietro? O meglio, che cosa un autore deve fare per fare in modo di catturare la nostra attenzione, di permetterci di fare un viaggio straordinario partendo da quello che è il nostro mondo ordinario? Beh, vi faccio questa domanda perché ciò di cui parleremo oggi è proprio questo passaggio, il viaggio dell'eroe. Già perché durante il suo lavoro Chris Vogler decise di raccontare al meglio quello che era in effetti il lavoro di un autore, ma anche tutto il segreto e tutto ciò che accadeva all'interno di una storia. Noi quando apriamo un libro facciamo subito conoscenza con quello che è il personaggio principale e con tutti gli altri personaggi che poi lo aiutano a portare avanti la sua avventura, la sua storia, quindi il suo viaggio. Ma come è strutturato il viaggio dell'eroe? Come si può leggere un libro ma anche un film attraverso questa tecnica? Beh, è molto semplice. Il viaggio dell'eroe è strutturato all'interno di un circolo, se vogliamo avere proprio una visione, una mappa concettuale. E ovviamente è divisa in tre atti. Perché in tre atti? Perché sono i tre passaggi della crescita del nostro protagonista, quindi del nostro eroe, appunto. L'eroe da dove parte? Parte da quello che è un mondo ordinario, quindi dalle azioni che compie quotidianamente. Pensate anche soltanto alle azioni che compiete voi la mattina appena vi alzate nel vostro mondo ordinario. Vi alzate, fate colazione, vi preparate, uscite, andate a lavoro, andate a scuola, insomma, iniziate la vostra giornata ed è proprio quello che accade a ogni singolo personaggio al quale poi noi ci affezioniamo. Ma accade qualcosa, c'è una rottura, c'è un richiamo, c'è uno stimolo che invita il nostro eroe a compiere qualcosa di meraviglioso, riscattarsi oppure salvare un'intera galassia, come ad esempio l'eroe di Star Wars, gli eroi di Star Wars. Però ovviamente il richiamo non è che si dice subito di sì, c'è un primo rifiuto. Sarò capace di portare avanti questo viaggio? E allora a quel punto accade che nel pieno della crisi del viaggiatore arriva un mentore, cioè una persona, un personaggio che lo aiuta a scavallare quella paura, che gli permette proprio di trovare una forza interiore che lo porti oltre una soglia. Già, perché dopo l'incontro con il mentore, quindi con il personaggio che aiuta l'eroe a trovare e capire qual è il suo vero e proprio obiettivo, c'è il varco della prima soglia e quindi qui finisce il primo atto e inizia il secondo, inizia la vera e propria avventura. Già, perché dopo l'aver varcato la soglia iniziano le prove, è lì che inizia tutta la vera avventura, tutto ciò che riguarda la crescita del personaggio. E ovviamente durante le prove ci sono anche degli altri incontri, quindi ci sono degli avvicinamenti a quelli che sono poi la prova centrale dell'avventura, quindi del viaggio dell'eroe. Una volta che la prova centrale viene portata a termine, immaginatevi Harry Potter, lui dal suo mondo ordinario, quindi dalla casa dei suoi zii, riceve una lettera. Ovviamente non crede di essere, è molto in crisi quando gli viene detto di essere il figlio di due maghi e quindi c'è un primo rifiuto. In realtà il primo rifiuto avviene a causa degli zii che non gli fanno mai avere quella corrispondenza che invece dovrebbe traghettarlo verso la scuola di magia di Hogwarts. Però che cosa accade? Arriva la professoressa McGrinny, il primo mentore che incontra Harry Potter e lo porta nel mondo straordinario, perché gli dice che lui è un mago e deve assolutamente varcare quella soglia. Una volta varcata la soglia, il primo aiuto, quindi il binario 9 3 quarti, il primo aiuto che Harry Potter trova sono sì Hermione e il suo amico, ma c'è anche un altro personaggio che caratterizza la crescita di Harry Potter, Hagrid, il gigante buono che si prende cura di lui e che lo aiuta nelle prime prove, trovare tutti gli elementi che gli permettono di essere realmente un mago. E poi cosa c'è? C'è il Quidditch, ci sono le varie lezioni di magia, ma ci sono anche dei personaggi che, come ad esempio il professor Python, lo portano a quella che è la prova centrale. Sarà realmente un personaggio buono o invece un personaggio, un mago che si è venduto al temutissimo Voldemort?
Ecco che nelle prove centrali, quindi tra il primo e il secondo atto, Harry Potter cresce, scopre proprio questa magia, questo mondo che gli appartiene, ma che in realtà fino a quel momento non ha mai conosciuto. Ovviamente nel momento in cui supera una prova, come ad esempio trova il basilisco, lui riceve un premio, quindi viene riconosciuta ulteriormente la sua figura, la potenza che nella cicatrice era chiusa, e soprattutto è lì che può ritornare alla vita quotidiana, anche se magica. Quindi è lì che la sua prima prova finisce ed è lì che noi abbiamo una sorta di risurrezione del personaggio. Perché? Perché Harry finalmente trova la sua personalità, trova la sua strada, quindi una vera e propria risurrezione che lo porta ad accettare se stesso e a continuare la sua vita tra le mura di Hogwarts e insieme alla sua casata. Ovviamente questo però accade nei libri, ma accade anche nei film. Immaginate di suddividere con questi 3 atti, quindi con questa struttura, Star Wars. Quante altre storie derivano dalla saga di Lucas? Tantissime. Anche lo stesso Harry Potter si è ispirato allo schema di narrazione, quindi al viaggio dell'eroe che noi abbiamo sempre visto in Star Wars, in Guerre Stellari. Ma non soltanto. Perché? Perché c'è un'autrice molto brava, si chiama Marina Pierri, e lei è la direttrice artistica del Festival delle serie TV in Italia, e ha deciso di raccontare non soltanto il viaggio dell'eroe, ma di farlo tutto al femminile, scrivendo proprio questo libro edito da Tlon, Il viaggio dell'eroina, Eroine. Ecco che qui vengono prese in considerazione tutte le figure femminili di varie serie TV, di vari film, ma vengono suddivise come gli arcani dei tarocchi. Perché? Perché gli arcani sono la ricerca della crescita continua e costante, e quindi questi arcani si suddividono e permettono ai personaggi di alcune serie TV di avere una vera e propria personalità. Uno degli arcani, secondo me molto forti, è l'arcano dell'orfana. Perché? Perché l'orfana ha una missione da compiere, deve rompere quell'ordinario dove tutti la ritengono una poverina, ma invece poi si scoprirà essere un personaggio veramente forte. Immaginatevi Eleven di Stranger Things, tradotto 11, la ragazzina che nel suo mondo ordinario è un elemento da laboratorio, un esperimento, non ha dei genitori, quindi per quello l'orfana, e nel momento in cui lei rifiuta di stare insomma, di essere costantemente un esperimento da laboratorio, scappa e incontra il suo mentore, uno dei ragazzi che sta cercando il suo amico scomparso nel sottosopra, ma ancora non si sa dove è finito, e quindi lì c'è varca la sua soglia. Perché? Perché passa in quello che per molti può essere un mondo ordinario, ma per lei è un mondo straordinario che non conosce, non ha nessuno, è un po' incompleta, anche se questa parola non è proprio esatta per questo personaggio, perché non bisogna pensare che l'orfana sia un personaggio minore, anzi è, ripeto, un personaggio molto forte, è come se fosse un pieno e un vuoto simultaneo, c'è una continua e costante ricerca. Ovviamente gli arcani si dividono in arcani guida e in arcani ombra. Se noi dovessimo vedere qual è l'arcano guida dell'orfana, è appunto Eleven di Stranger Things, è l'arcano ombra, quindi il suo contrario potrebbe essere Patrizia Santoro di Gomorra, ma ci sono altri personaggi, perché appunto gli arcani sono 22, quindi insomma c'è da cercare e da fare. C'è ad esempio la distruttrice, un'altra figura molto forte e importante, che ha in questo caso, nella descrizione che fa Marina Pieri del personaggio che sceglie, l'ombra è la guida nello stesso personaggio. Non so se qualcuno di voi abbia mai visto un Russian Doll, dove la protagonista, Nadia Vulvovok, deve capire
come vivere, perché? Perché ogni giorno muore e ogni giorno c'è una nuova prova da affrontare, quindi morire per scoprire qual è il vero senso della vita costantemente. E se ci pensate è quello che accade poi all'interno del viaggio dell'eroe. Ecco, negli arcani che appunto Marina ci presenta c'è proprio questo, perché? Perché la protagonista di Russian Doll distrugge e costruisce continuamente, quindi è proprio per quello che è un personaggio unico, quindi è guida e ombra. Però ci sono anche dei personaggi che praticamente ci permettono di andare e capire anche come l'evoluzione di un personaggio, perché diventa in quel modo, come ad esempio il personaggio dell'innocente, che sembra una persona che viene presa da un contesto, inserita in un altro, dove non c'è nessun tipo di malizia e dove tutti un po' se ne approfittano. Se non l'avete fatto vi consiglio di cercarvi e guardare Kimmy Schmidt, Unbreakable Kimmy Schmidt, ed è la storia di una ragazza che viene sequestrata in uno stato americano e vive la sua, insomma, gran parte della sua vita rifugiata in un bunker, quindi richiusa in un bunker con altre 3 ragazze. Nel momento in cui viene liberata, vengono trovate, è chiaro che il mondo è andato avanti e tutto è cambiato, ed è anche ovvio che il momento in cui lei torna alla normalità non ha la malizia che le persone attorno a lei hanno, è completamente innocente, quindi è un mondo che lei deve completamente scoprire. Poi anche qui è perché è definita un innocente, perché l'innocente è la parte di noi che crede nella vita, in noi stessi e negli altri, è la parte che possiede la fede e la speranza, anche quando in apparenza le cose sembrano impossibili, è la parte di noi che continua a credere in ciò per cui spera, per qualunque cosa sia, è anche la parte che ci consente di avere negli altri la fiducia che serve a imparare da loro, per cui è essenziale per apprendere le tecniche fondamentali della vita e del lavoro. Insomma, questo libro non soltanto vi guiderà all'interno di un viaggio dell'eroe e dell'eroina divisa e con i punti forti di ogni donna, di ogni personaggio femminile che caratterizza e struttura una storia forte come quelle che sono raccontate qui dentro. Però se ci fate caso, ogni passaggio che abbiamo visto all'interno di questo schema di Vogler e anche un po' da quello che vi ho raccontato e che troverete in questo libro, sono certa che troverete anche qualche caratteristica e qualche somiglianza tra la vita quotidiana di tutti i giorni e la vita dei nostri personaggi preferiti.